All'età di 9 anni scrisse il suo primo piccolo testo teatrale e d'altronde già allora per tutti era conosciuto come uno scolaro precoce. Tutte le sue prime letture, le sue prime passioni furono rivolte verso l'unico oggetto dei suoi desideri, il teatro e prima ancora la commedia. Un destino scritto anche nella nascita, perché Carlo Goldoni vide la luce a Venezia il 25 febbraio del 1707, durante una delle ultime sere di Carnevale. Una profezia e un presagio di quanto sarebbe dovuto accadere, lui adulto, nel sovvertire totalmente i canoni del teatro così come erano stati conosciuti fino a quel momento e fino a quel momento ritenuti immutabili. Nemmeno la sua attività da avvocato, voluta fortissimamente dalla madre Margherita Salvioni, riuscì a fargli mutare direzione e passione nel corso della sua intera esistenza. Esistenza che fu fin dal principio una fantasmagoria di luoghi, dove visse da solo o dove fu portato dal resto della famiglia. Fra gli altri Perugia, Rimini, dove il padre Giulio portò appunto la famiglia e da dove un giovanissimo Carlo Goldoni fuggì seguendo una compagnia di attori comici per raggiungere Chioggia. Chioggia stessa, Livorno, dove ambientò la trilogia della villeggiatura e dove esiste un altro teatro Carlo Goldoni oltre a quello di Venezia, che a sua volta sorge laddove esisteva il San Luca, l'amatissimo teatro assieme al Sant'Angelo e al San Samuele. A 18 anni Carlo Goldoni si trasferisce a Pavia per studiare diritto al Collegio Ghisleri. È un periodo un po' particolare, inizia a sperperare i suoi soldi al gioco e con le donne. E poi gli viene un'idea e scrive una satira, oggi purtroppo andata perduta, nella quale descrive i vizi e le virtù delle ragazze del luogo. Ne nasce uno scandalo straordinario che spinge i genitori delle giovani pavesi e gli altri parenti a presidiare le porte del collegio. Carlo Goldoni, temendo comprensibilmente per la propria incolumità, non trova di meglio che scappare nuovamente a Chioggia. Poi visse a Udine, visse a Roma, a Bologna, a Modena, a Feltre, in Tirolo e in Slovenia. Nel 1734 a Verona incontrò Giuseppe Imer, il capocomico che per primo, 4 anni più tardi, metterà in scena una sua commedia, Il Momo e o Cortesan. A Genova conobbe e sposò Nicoletta Conio, che lo seguì per tutta la vita e lo seguì soprattutto a Venezia, dove da un certo momento in poi si stabilì più o meno definitivamente. Da quel momento in poi fu un susseguirsi di successi, fu un crescendo. Nel 1750, per una scommessa col suo pubblico e con un altro capocomico, Girolamo Medebach, scrive la bellezza di 16 commedie in un solo anno. Oggi è impossibile fare la lista dei successi goldoniani di allora che arrivano fino a oggi. La Locandiera, La Vedova Scaltra, La Bottega del Caffè, I Rusteghi, Signor Todero Brontoeon, Le Baruffe Chiozzotte, una delle ultime sere di Carnevale, successi intramontabili che vengono portati sulla scena ancora oggi, vicende in cui lo svolgimento che avviene sul palco racconta di vicende piccolo borghesi, se non addirittura popolari. Una rivoluzione che il pubblico apprezzò tantissimo e che sta ancora alla base del successo del teatro goldoniano in epoca contemporanea. Non così fu per la critica. Goldoni ebbe dei critici feroci, in primis l'abate Pietro Chiari, ma poi anche Carlo Gozzi,
che nell'essere fautore di un teatro all'antica fu uno dei più feroci avversari e contestatori del teatro goldoniano, che nascondeva, secondo lui, dei pericoli politici, ideologici, addirittura pedagogici. E proprio Gozzi, nell'essere un critico così spietato del teatro di Goldoni, ne è alla fine anche un esegeta, perché ne mette alla luce pienamente la vera novità. Ho scelto per rappresentare Goldoni una tazza grande e antica, perché Carlo Goldoni fu ghiottissimo di cioccolata. Non mancava mai di sorseggiarne ai tavoli da gioco del ridotto grande o durante le prove dei suoi spettacoli, e quando andava in viaggio ne portava sempre con sé una scorta ben fornita, nel timore di rimanere senza. Alla fine però tanto astio contro di lui lo amareggiò e nell'aprile del 1762 lasciò Venezia per Parigi, tentando la strada del teatro anche lì alla Comédie Italienne, ma senza successo. E finì per fare il maestro di lingua italiana alla principessa Adelaide, la figlia di Luigi XV, a Versailles. La rivoluzione francese spazzò via tutto e cancellò anche la sua pensione. E Carlo Goldoni, povero e malato, si spense senza poter mai più rivedere la sua amata Venezia. Oggi le sue ossa sono andate disperse. Venezia gli dedicò una statua 90 anni più tardi per mano di Antonio Dal Zotto, e ancora oggi, dall'alto del suo piedistallo, Carlo Goldoni sorride bonario ai veneziani e ai turisti che passano veloci in campo San Bartolomeo.